Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentrovati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Ciak in Sardegna, la rubrica dedicata al cinema sardo. Ogni settimana con noi ospiti, attori o registi che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quello che è stata la loro esperienza e quelli che sono i loro progetti futuri. In compagnia di Marinella Frau, Luca Lubina e in regia Priamo Meloni. Oggi con noi Gianfranco Cudrano. Buongiorno. Ciao Gianfranco, benvenuto. E con te è arrivata anche l'estate. C'è un caldo oggi bestiale qua a Cagliari. La vera estate cagliaritana, quella col cielo bianco, un bello scirocchetto. Il caldo che porta le blatte, stavamo parlando prima di questo bel avvenimento. È ora di andare a mare, ma le blatte purtroppo. Argomento che non intendo approfondire. Non ne parliamo. Parliamo di Cagliari e quindi parliamo di un attore cagliaritano, Gianfranco, un attore cagliaritano che ha frequentato dal teatro al cinema le palestre delle compagnie teatrali cagliaritane e poi in seguito anche di nostri registi più attivi in questi anni. In particolare ho visto che tu facevi parte di un gruppo, quello di Francesco Rigo, del quale anche io ho un bellissimo ricordo di quella attività. E ci vorresti ricordare quegli anni? Dunque, grazie anzi per avermelo chiesto. Francesco è stato forse il primo che mi ha aiutato a capire le basi della recitazione. Quindi Stanislavski, poi tutte le varie. Tu hai iniziato con Francesco? Ho iniziato proprio con Francesco. Anzi, bugia, qualche anno prima avevo fatto una piccola cosa, un piccolo laboratorio con Massimo Zordano, che mi aveva già invitato alla fine degli anni 90 se volevo appunto frequentare il gruppo di Francesco, il laboratorio. Io in quel periodo stavo lavorando, facevo altre cose. Poi verso gli anni 2002 che mi sono ritrovato appunto disoccupato, stavo iniziando a fare lavoretti per sopravvivere soprattutto. Riuscivo però anche a guadagnare qualcosa, quindi poi in ogni caso dicevo, ma visto che sono precario, disoccupato eccetera, voglio fare le cose che mi piacciono. E quindi ho detto, vabbè, vorrei fare l'attore, così. Una bella per idea. fare l'attore bisogna studiare certo. Molto, studiare con, non dico professionalità, però chi ha la passione ovviamente ha bisogno sempre delle basi e quindi a che età hai iniziato a pensare di 41, fare questo lavoro? Credo 41 anni. Sì. Molto tardi infatti, prima era a livello amatoriale, poi insomma voglio dire, non sai mai se è amatoriale o professionale, se non quando forse iniziano a pagarti oppure quando incominci a fare qualcosa di interessante, di positivo, di professionale, cioè fai veramente l'attore. E Francesco mi accolse umanamente, da un punto di vista anche umano, per così dire, perché passavo da una situazione un po' depressiva e quindi sono rimasto lì 4 anni dove ho imparato appunto, a parte le basi, ma soprattutto anche a capire la differenza tra l'essere attore amatoriale, se vuol dire anche professionale. Poi non è che uno, se faceva i laboratori con Francesco, dovesse per forza diventare attore. Più che altro, di cosa si tratta per chi non lo conosce? Si tratta il lavoro che faceva Francesco, allenamento di recitazione, cioè lui ti insegnava proprio le basi, la tecnica di recitazione, ma attraverso i vari giochi, attraverso le varie scenette, attraverso proprio il metodo che si insegna allo Stabile di Genova. Perché essendo un maestro di recitazione per anni al Teatro Stabile, ovviamente lui insegnava proprio a recitare non recitando quasi, perché poi alla fine c'è sempre una differenza tra la tecnica attoriale e teatro e la tecnica cinematografica, c'è una notevole differenza, esatto. Però le basi sono sempre quelle, nel senso che cioè devi anche proprio capire qual è il momento in cui devi tirare fuori le emozioni, le varie sfaccettature delle emozioni, e nella tecnica lui insegnava proprio questo attraverso appunto delle scenette in cui andavi a studiare i colori, no? I vari strati delle emozioni, che sono dei colori, sono le materie, e poi anche il proprio vissuto. Poi ognuno ha caratteristiche differenti,
vabbè, ne parliamo dopo, perché a me piace più andare a osservare, ascoltare, sia quando si recita, sia quando vedi le persone, le varie ticche, i vari movimenti. Però non hai fatto solo la scuola di Francesco. Queste sono visto tecniche che ti porti ancora presso, che utilizzi ancora nella recitazione? Sì. Il vissuto, tutto ciò che c'è dentro di noi, che ogni giorno, anche quando vedi le persone, quando si muovono, come parlano, le reazioni emotive sono importanti, che poi io porto in scena quando mi capita di fare qualcosa nel teatro oppure al cinema. Quindi sono tecniche che comunque sono che state poi, fatte 20 anni fa, ma che tuttora ti sono rimaste impresse e che continui ad utilizzare. E poi ovviamente l'ascolto, la reazione che è una cosa importante, che è proprio l'ascolto, che è quello che Francesco continuava giustamente continuava a parlarne, proprio perché, cioè, se tu non impari ad ascoltare il tuo compagno, non vai da nessuna parte, perché dall'ascolto tu hai una reazione emotiva. Sì, indispensabile, assolutamente sì. E questo è importante per capire poi la differenza anche tra chi interpreta un ruolo usando solo il cervello e non la pancia. Invece bisogna usare tutti e due. Secondo me, il mio modesto parere. Oltre alla scuola di Francesco, visto che hai frequentato, hai continuato a prepararti per il mestiere, chiamiamolo, quello che tu pensavi fosse un mestiere, invece poi alla fine è un mestiere, ma è soprattutto una passione. È una passione anche perché poi c'è stato il rapporto con un workshop con Michael Marcotta e poi con Ivana Ciobuk, che Ivana Ciobuk invece non è proprio una tecnica, è una modalità che ti permette di capire cosa vuole il regista. Per obiettivi si parla sempre di arrivare a interpretare il ruolo secondo delle modalità di interpretazione che il regista ti chiede, soprattutto quando si fa il provino. Quindi cosa mi chiede il regista? Io vorrei che tu interpretassi questo ruolo che deve fare questo, quest'altro. Cioè si va per obiettivi. Il problema qual è? Che anche quando interpreti un ruolo hai sempre degli ostacoli. Quegli ostacoli sono i mostri interni che ci sono nell'attore, che si giudica quando interpreta, dice ma chissà se sto facendo bene. Ecco, questi ostacoli servono ad aiutare proprio l'attore a liberarsi di tutte le varie demoni che ci sono interni e a tirar fuori proprio spontaneamente le emozioni. Quelle che io appunto chiamo le reazioni, perché se ovviamente scusate, il tuo interlocutore che ti sta di fronte ti interpreta in un certo ruolo, ha quel ruolo e si comporta in un certo modo nei tuoi confronti, come nella vita reale, tu reagisci, puoi reagire in un certo modo e puoi ovviamente interpretare, per così dire, la battuta in tanti modi diversi, cioè in modo ironico, in modo drammatico, in modo gioviale e così via. E allora qui entra in gioco proprio la spontaneità, che se uno non ha studiato sono sempre ostacoli interni, ha paura, cioè quasi dice di rispondere in un certo modo, invece no, e questo quindi è normale se uno, diciamo tra virgolette professionista, si prepara prima, perché legge la sceneggiatura, c'è il sottotesto, c'è tutto un mondo ovviamente all'interno di quella stessa battuta, perché ovviamente la puoi interpretare in tanti modi diversi, ma se poi il regista te la chiede in un certo modo, con quell'intenzione, con quello stato d'animo, ovviamente lì entrano in gioco le varie tecniche. E appunto la tecnica di Ciobuk è proprio questa, cioè quella di arrivare all'obiettivo che ti chiede il regista. Come ti prepari a un casting? Ad esempio, ti arriva uno stralcio di sceneggiatura con un ruolo e non ti viene spiegato nient'altro. Quindi non ti dicono tu sei questo, hai questo tipo di carattere, la situazione è questa. Ti arriva lo stralcio e ti dicono ok, fai il self-tape, mandalo. Tu come ti prepari? Come lo studi? Questa è una cosa molto interessante, perché c'è da fare una premessa. Chi ha fatto molti provini
magari pensa di averli passati, poi non li ha passati, poi si chiede ma perché non li ho passati? Anche se in questo caso, come tu mi hai fatto la domanda, giustamente ti arriva lo straccio, la sceneggiatura e non hai indicazioni. Può succedere, ma è raro ultimamente, perché per esempio quando ci sono i provini da Roma, il mio agente mi invia proprio lo stralcio della sceneggiatura con tutte le varie indicazioni. Anche per un piccolo ruolo? Assolutamente sì. Quando non ci sono le indicazioni, io faccio molto, diciamo, io sono un po' istintivo da questo punto di vista, nel senso che leggo la sceneggiatura almeno una ventina di volte, minimo, lo stralcio, ma ne leggo a tal punto che poi mi entra in testa, ma non le battute, cioè tutte le azioni che ci sono all'interno della sceneggiatura e il sottotesto, e cerco appunto di capire le varie reazioni che ci sono tra me e l'altro attore. E innanzitutto cerco di capire qual è l'ambiente, il periodo storico, che cosa fa, un impiegato, è un manager, è un soldato, perché dietro appunto questo ruolo della persona c'è tutto un vissuto. Magari un manager è fissato in un certo modo, magari la moglie che dire, cioè è tutto un mondo che è diverso, ovviamente. Insomma, ti costruisci il mondo della sceneggiatura, Esatto. te lo Il mondo del ricostruisci. personaggio anche, cioè capire che cosa Non stava pensando esatto, anche prima sì, esatto, di dire esatto. quella battuta, prima di sedersi in quel tavolo, Esatto. eccetera. Quindi vai a studiare proprio tutto quello che potrebbe aver vissuto quel personaggio. Esatto. Anche esatto. l'abbigliamento tu personalizzi in base al personaggio oppure ti metti una maglietta neutra, che spesso chiedono abbigliamento neutro. Tu No, come ti muovi sotto anche- quell'aspetto? Allora, dipende, perché molto spesso, per esempio, in tutti i ruoli che ho fatto, mi è capitato appunto di... Io sono un po' caratterista su questo, anche nell'abbigliamento, ma anche nel modo anche di parlare, nel modo di presentarsi, barba lunga, capelli lunghi. Poi ovviamente se vinci provine ti chiedo di guarda, ingrassati un pochettino, Beh, certo, io allora. cerco, allora, lo faccio. A Marola. Meglio ingrassare sempre. E quindi poi adesso ne parliamo anche per alcuni ruoli che ho fatto, insomma, un po' particolari. Tutto questo fa parte della tecnica. E ovviamente poi, giustamente, quando non hai le indicazioni, ti affidi al tuo istinto. Poi non lo so, chiamalo talento, chiamalo, che ne so, non lo so. Insomma. Beh, esperienza. Ho anche esperienza. Poi tra l'altro c'è da dire una cosa, e questa in 20 anni, anzi di più, mi sono reso conto che molto spesso sia i registi che il casting diretto non hanno assolutamente idea di qual è il ruolo che devi fare, anche se ricevi le indicazioni. Può succedere. Prendono spunto da quello che tu gli proponi. Esatto, e lì fa fede con una cosa che ho imparato proprio da Francesco, l'improvvisazione, che nasce sempre dal mio istinto personale, dalle persone che osservo, da vissuto. Infatti c'è una cosa molto particolare che ho notato, e questo la dice lunga anche sui provini professionali, cioè, adesso non dico che gli altri provini non sono professionali, dai casting director. Infatti avrete notato molto spesso i casting director fanno le famose masterclass per spiegare appunto come si fa un provino, eccetera. Perché se uno pensa al provino di aver fatto bene il provino, dopo che la casting ti dice ok, fammi questa interpretazione, poi tanti saluti, bene, ciao. Ma se invece ti tiene per un'ora e ti prova in tanti modi diversi, e tu prima ti sei preparato, studiandoti il modo di interpretare in tanti modi diversi, potresti avere una chance, perché allora vuol dire che innanzitutto la casting director sa quello che vuole, cioè sa come dire, sa che cosa può tirar fuori, perché gliel'ha chiesto il regista quando ti prende dice ok, più o meno ho un'idea del ruolo, Certo. però certo. si fanno, ecco,
si interpreta il ruolo, però non dico in tanti modi diversi, però sa cosa perché potresti essere perfetto come personaggio, Bravissimo. quindi come figura eccetera, però tu magari la prepari in un modo drammatico e il regista ti dice no, però fammelo in modo divertente, perché sì. tu vai bene, però ti voglio vedere in modo più divertente. Tu devi essere preparato e pronto a poterti presentare in una maniera diversa da quello che queste sono tutte cose importanti, sono importanti che fanno un po' la differenza. Poi tra l'altro c'è da dire anche questo, qui spezzo diciamo una lancia anzi per gli attori non professionisti che molto spesso vengono chiamati. La spontaneità molto spesso arriva anche dagli attori non professionisti, perché ovviamente il regista li prende eccetera, tanto ci mancherebbe. Difficile poi se tu fai una scena e il regista ti dice ok la rifacciamo, e là lì ci vuole tecnica. Certo, perché la prima volta ti può venire bene, le successive se non hai la tecnica non riesci. Il problema di eventualmente non ha tecnica, non ha studiato e si ritrova sul set perché magari ha talento, è bravo, è spontaneo, però poi tutto quello che è il meccanismo del lavoro che c'è dietro, quello viene meno. Poi c'è anche un altro fatto che ho notato in tutti questi anni, il rapporto tra attore e regista, che se non ti prendi con il regista non c'è niente da fare. Certo, lì dipende anche dalla sensibilità, dall'umanità, dall'amore che si ha proprio per questo mestiere. Se il regista, se non c'è quell'istante, cioè non vi capite, se non ci capiamo... Ci deve essere feeling, assolutamente. C'è feeling, assolutamente. Certo. Infatti quando si parla di una grande famiglia durante il set, è proprio quello. Ma lì ti accorgi proprio nell'istante, cioè se non c'è niente da fare. Quando c'è feeling anche il risultato poi finale si vede. Certo. Quando si crea quella grande famiglia di cui parli tu, poi il risultato è bellissimo. A dire, poi c'è anche da dire, infatti la cosa bella è quando, qui bisogna essere proprio fortunati quando ti trovi in un set dove c'è proprio, come hai detto tu, proprio c'è un'armonia totale, insomma. Ognuno fa bene le proprie cose. Questo non vuol dire che poi ci sono super professionisti e super attori che magari non si trovano bene con il regista, però sì, buona la prima. Però tu ti sei cimentato anche nella regia, e quando sei stato tu regista, come ha funzionato? Ecco, proprio perché ho tantissimo rispetto, amo tantissimo appunto la recitazione, il mestiere. Capisco quello che affrontano gli altri colleghi, gli attori. Io per il momento ho fatto 3 regie. L'ultima appunto è di un cortometraggio che presenterò nei prossimi mesi ai vari festival, ai vari concorsi. E quando appunto chiedo all'attore, ok, basta semplicemente che tu muova un ciglio, un movimento leggero, cioè non devi fare tanto, perché io sono poi della tecnica, quello di recitare e non recitando, cioè essere come ti viene spontaneo. Facciamo poche prove, perché poi c'è il rischio che facendo più ciacche, come sappiamo, perdi la spontaneità. Quello lo sappiamo, insomma. Quindi nella regia è diverso, cioè nella regia ovviamente dietro devi stare attento all'audio, devi stare attento che non ci siano rumori esterni, devi stare attento ai movimenti, perché ovviamente in un set può capitare di tutto, insomma. A meno che non hai 10 persone che ti aiutano intorno e quello controlla il riflesso, quello controlla il costume, esatto. Quando sei da solo devi stare attento a 1000 cose e ti capisco. E questo è il discorso che appunto facevamo poc'anzi, cioè se non c'è armonia, cioè se non ci si intende, si rischia appunto di mandarci tra virgolette di litigare, insomma, e finisce male, insomma. Sentendo parlare te comunque sembra un lavoro piuttosto impegnativo, quello Quanti di fare minuti? l'attore. Dunque questo è 9 minuti e 40. L'altro invece che è il primo che ho fatto, che l'avevo fatto proprio durante gli anni di laboratorio con Francesco, che l'avevo intitolato L'appartamento. Poi avevamo visto altri colleghi che hanno detto Gianfranco, hai fatto una cosa veramente, era in bianco e nero, raccontava la storia di un uomo che si era sentito male, venne ricoverato. Quando appunto era rientrato nel suo appartamento l'aveva trovato occupato da una donna con 2 figli.
Qui c'è tutto il vissuto, cioè, di chi praticamente nella vita reale si ritrova la casa occupata. Io l'ho fatto appunto nell'appartamento di Francesco con tutti gli attori di quel periodo, che poi sono carissimi amici, che anche se non ci vediamo li voglio bene. La cosa divertente è stata proprio quella che abbiamo fatto una bella cosettina che mi serviva a me per fare esperienze. Perché poi tra l'altro in quel periodo stavo anche frequentando i laboratori di Beppe Ferrara, un regista che non so se vi ricordate. Sì, sì. E quindi mi era venuta in mente questa cosettina. È piaciuto perché poi c'era il drammatico ma anche l'ironico, perché poi questa persona chiese l'aiuto di un sindaco di quel periodo, cioè il sindaco del paese, insomma, della città. Il sindaco gli prometteva appunto che l'avrebbe aiutato, poi in realtà era in campagna elettorale e non si faceva niente. E allora lui, con l'aiuto di una giornalista, occupò la casa del sindaco. Ma se c'era Francesco di mezzo, probabilmente il comico doveva da qualche parte. No, infatti Francesco non c'era nel cast. Non c'era, Siamo però tutti i ragazzi era dietro del le quinte. laboratorio. E poi il successivo invece è più professionale, che mi ricordo che era partecipò a quello Cagliari 3 minuti di celebrità, aveva avuto una menzione, mi aveva infatti premiato la regista di, se non mi ricordo, quello che poi vinse il premio Oscar onorario, che aveva fatto i film con Giannini e Lamelato. Ricordate? Mi viene in mente. Lei? La regista, vabbè, c'era il quella direttore che ha artistico. fatto Travolti nell'insolito Sì, destino esatto, dell'azzurro mare d'agosto. Ogni tanto anche io dei voti. Il direttore artistico è appunto Peter Marcias. La storia di questo filmetto, che dura 5 minuti, io poi mi diverto a fare queste cose tra il drammatico e l'ironico, che era appunto la storia di un impiegato che viene licenziato, si trova di punto in bianco, disoccupato, insomma, un barbone, insomma. Lui quindi si gira per la città a vendere fiori che ruba dal cimitero, insomma. Finché poi a un certo momento decide di suicidarsi e si butta dal bastione. Faccio capire che si butta dal bastione. In realtà non è così, perché poi si sveglia, è tutto un sogno. Ecco. Per dire che... Senti, e progetti per il futuro? Abbiamo 30 secondi Infatti. per dirci un po' quello che sarà un tuo progetto futuro. Se A ne puoi parte parlare, adesso presentare chiaramente. il tuo ultimo corto, a Quartu mi dicevi, al festival di Quartu. Sì, di Quartu, e poi anche Ad altri- spero anche l'Apollo Film Festival anche a Torino. Vediamo un po'. Il mio progetto futuro è che sto aspettando una risposta per andare a Roma per 2 progetti. Uno molto interessante, ma non posso dire il Sappiamo nome. che non non ce puoi li dire puoi niente. dire, va bene. Hai 2 progetti a Roma. Sì, 2 progetti a Roma e poi forse, probabilmente girerò un piccolo cortometraggio con un collega che è stato operatore con George Clooney, che è molto bravo, insomma. Lui fa spot pubblicitari nella zona di Olbia. C'è un'idea per una cosa che abbiamo scritto, insomma. E qui sempre tra il drammatico e il comico. Ottimo. Allora, grazie Gianfranco per essere stato con noi. Grazie, Aspettiamo Gianfranco. la data di uscita del tuo cortometraggio e Grazie tanta a merda voi, per grazie tutti a i voi. tuoi progetti Grazie a futuri. voi. Grazie. Grazie Ciao a voi, Gianfranco, bellissimo. grazie.